Sono 28 i chilometri che separano Marassi e Recco, 8 sono invece i punti che dividono il Marassi dal Golfo Paradiso. Tortora di Albenga apre le ostilità, che diventano realmente tali al minuto 5, quando Stradi entra malissimo su un avversario. Il direttore di gara estrae il giallo tra le vibranti proteste della panchina ospite. Passano pochi giri di lancette e a sparare col destro è Balestrino, imbeccato da Ghiglia, che trova a muro le mani di Gaccioli che nulla può quando sul filtrante di Ovusu Maura intercetta solo parzialmente, spalancando la via del gol a Rusconi. 19 anni, 19 minuti sul cronometro e 1-0 per i padroni di casa. È un Marassi inarrestabile che va vicino al raddoppio con Maucci, mischia su calcio d'angolo, ma ancora Gaccioli si traveste da santo e tiene a galla i suoi, ma si arrende per la seconda volta al minuto 38, quando Balestrino viene pescato sul secondo palo direttamente da calcio piazzato. Il numero 9 è completamente solo e quando messo in condizione di segnare è letale sotto porta. Partita che si incanala su binari tutti rosaneri, ma c'è tempo prima del duplice fischio per le proteste ospiti. Su questa punizione di Aprile Maucci intercetta e salva sulla linea, forse con l'aiuto di un braccio. Nel secondo tempo cambiano gli interpreti, con Foppiano che inserisce un altro attaccante e non cambia il registro, anche se un brivido per la porta di Carrozza arriva dai piedi di Aprile. La sua punizione non trova però fortuna e il Golfo affonda definitivamente al minuto 58 su un pasticcio. In fase di possesso palla, Ghiglia indossa il costume da avvoltoio, recupera palla in area di rigore e fredda Gaccioli con un diagonale preciso. 3-0 il parziale al Ligorne, è partita virtualmente chiusa, anzi no, perché Stradi, già ammonito, esce dal lato sbagliato del campo e Tortora lo espelle bloccando il cambio. Marassi che giocherà mezz'ora in 10 uomini. Il Golfo però non è in giornata e non solo non punge, ma presta il fianco alle ripartenze. Prima Gaccioli ferma in corner da Ronch, poi Ghiglia si lascia ingolosire dal pallonetto e manda alto. Nel finale il signor Tortora di Albenga fischia un calcio di rigore che per lo specialista Massaro rappresenta il gol della bandiera. Dopo la realizzazione arriva il triplice fischio. Il Marassi doma con merito un Golfo con le pile scariche.